Buongiorno e bentornati sul canale. Oggi ci troviamo nelle Dolomiti di Zoldo, più precisamente stiamo facendo il giro del Monte Pelmo. Abbiamo parcheggiato a Passo Staulanza, dove poi ritorneremo alla fine del giro e ci fermeremo la notte, e il prossimo step sarà il rifugio. Prego? Venezia. Preparatissimo Luca, a dopo. Ci lasciamo alle spalle il rifugio Venezia e andiamo verso Forcella d'Arcia, che segnerà il punto più alto di arrivo del giro di oggi. A dopo. Prima del rifugio Venezia il sentiero si staglia fra mughi ed è abbastanza in piano tra sali e scendi. Dopo il Venezia c'è questo ghiaione che inizia a tirare un po' di più, però in qualche modo si fa. Abbiamo raggiunto Forcella d'Arcia. Adesso torniamo giù al rifugio Staulanza prendendo questo ghiaione leggerino. Dove ci aspetta? Una serie di birre. Siamo rientrati a Passo Staulanza e termina così il nostro giro del Pelmo. Veramente molto bello e, nonostante sia la vigilia di Ferragosto, non molto frequentato. Adesso meritata birra, poi cena. A dopo. Dopo aver passato la notte al rifugio Staulanza e aver fatto un'ottima colazione, ci dirigiamo verso la prossima avventura, ma questa ve la faccio vedere al prossimo video. Zona Cortina.